Scusa la banalità, ma che impressione ti ha fatto la cittadina? Sì, scusa, gli chiedevo che impressione gli ha fatto la cittadina. No, cioè, che impressione mi ha fatto la cittadina? Che impressione ti ha fatto? Una bella impressione. No, l'applauso già l'era avuto prima che ho fatto dormire. Invece veramente bello. Mi hanno messo in un albergo stupendo, cioè tutta gente, ho visto gente stranissima, tutta gente. Però, ecco, a dormire ho visto, almeno dove sto io, nell'albergo, pochi poveri. No, veramente. Non lo so. No, veramente, cioè, veramente è stata una cosa che mi ha colpito, perché ho già visto tutta gente così, ha detto, ma i poveri qua non vengono come. Infatti io non tenevo la giacca, mi hanno scambiato subito per un povero, ho detto, lei che fa qua? Dico, no, io sono troisi e noi portiamo una giacca e benigni, che dice, allora va bene, che. No, perché è strano sul fatto che i poveri, poi si lamentano sempre però, i poveri, si lamentano, dice, io tengo una zia mia che è povera. Cioè pure una zia e un cugino, cioè è una famiglia, insomma, no, è un poco povera come famiglia, però è solamente sempre mia zia, tiene 6-7 figli, è solamente, io non vado mai a nessuna parte, non mi piace niente, è colpa dei poveri, perché perché non pigli i 6 figli e te ne viene un mese a dormire? E poi vieni se ti divertono, no. Perché noi i poveri stanno sempre là, che non vanno mai a nessuna parte, che poi i ricchi si offendono. No, in dall'albergo ho già visto 2 ricchi proprio che stavano a niente. Parlavano tra di loro, dice, ma com'è che i poveri non vengono mai addosso a noi, ma perché noi facciamo schifo, e invece no. No.